La festa dell'amicizia della Democrazia Cristiana quest'anno si svolgerà dall'8 al 10 novembre a Ribera. 3 giorni di convegni, incontri, dibattiti, tavoli tematici che vedranno la partecipazione di esponenti nazionali e regionali della politica, dell'imprenditoria e del volontariato. Tra i temi che verranno affrontati durante questa edizione l'agricoltura, gli enti locali, il federalismo fiscale, il turismo. Durante la festa dell'amicizia si svolgeranno anche congressi regionali, donne e giovani, al termine dei quali verranno elette le rispettive segreterie. L'inaugurazione della kermesse avverrà venerdì 8 novembre alle ore 18. Quest'anno abbiamo deciso di organizzare negli stessi giorni, sempre a Ribera, 2 congressi, quello delle donne e dei giovani, per riaffermare, se ce ne fosse bisogno, la forte rappresentanza che hanno nel nostro partito, dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC. Anche quest'anno Ribera è pronto ad accogliere il popolo della Democrazia Cristiana, dichiara l'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars e segretario regionale e organizzativo del partito. Durante la 3 giorni è attesa una grande partecipazione non solo da parte degli iscritti, ma anche di chi sta avvicinando adesso alla politica e soprattutto dei giovani. Gli spettacoli serali si svolgeranno in piazza Giovanni XXIII, dove sarà allestito un palco, sarà presente lo street food e la fiera delle eccellenze agroalimentari. La Democrazia Cristiana si confronterà e promuoverà riflessioni e programmi utili per continuare a costruire la nostra idea di futuro per i giovani e le donne, questo quanto dichiarato dal segretario regionale del partito in Sicilia, Stefano Cirillo.